tragedia alla ricerca di Simone Noali, il 39enne di Ponte nelle Alpi, scomparso di casa da 2 giorni. Il suo corpo è stato recuperato questa mattina in fondo ad un canalone in zona Passo Valles. Fatale un'escursione. Donna scomparsa a Madrid, la polizia di Vicenza, quella spagnola ed i vigili del fuoco stanno perlustrando la vecchia strada del Costo a Cogollo del Cengio. È stata proprio la polizia della capitale spagnola a indicare dove si dovrebbe trovare. Ai nostri microfoni la famiglia che ieri sera a Spresiano si è trovata di fronte al lupo. Il racconto, momenti di terrore. Cosa sarebbe successo se ci fosse stato un bimbo? Gli alpini di Vigonza costretti a dormire nella loro sede per evitare nuovi attacchi dopo i numerosi atti vandalici che hanno subito sdegno in paese. In Veneto un anziano over 75 su 2 vive da solo. L'allarme del sindacato pensionati della CGIL. Situazione peggiore in provincia di Belluno. Continua la fibrillazione nella Lega per il partito che sta per nascere attorno al generale Vannaci. Ieri sera Focus l'attacco del consigliere Marzio Fabero. Vannaci incompatibile con noi, Salvini trovi di meglio. Domani 15 anni dalla tragedia di Falco in cui persero la vita i 4 componenti dell'equipaggio del 118 e Zaia torna a chiedere una legge nazionale sugli ostacoli al volo. A Verona tutto pronto per accogliere i quasi 20.000 scout da tutta Italia nella 3 giorni che celebra i 50 anni di Ageshi. Domenica atteso il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Si è conclusa purtroppo in tragedia la tragica la ricerca di Simone Noal, il 39enne di Ponte nelle Alpi, direttore dell'Eurobrico di Belluno, che era scomparso da casa da 2 giorni. Il suo corpo è stato recuperato in un canalone nella zona di Passo Valles. Già ieri, già alle 9:05, chi lo conosceva bene al lavoro aveva avuto un brutto presentimento. Per Simone Noal anche solo 5 minuti di ritardo senza avvisare non erano una cosa normale. Noal, 39 anni, era il direttore dell'Eurobrico di Belluno. I colleghi hanno accolto sconvolti la notizia della sua morte e alcuni di loro non sono nemmeno riusciti a mettersi a lavorare. Ci aspettavamo fino all'ultimo, già da quando ieri mattina non era arrivato, che fosse niente di che fosse rimasto addormentato e così. Purtroppo quando abbiamo saputo che invece non si trovava, la famiglia non sapeva dove era, siamo rimasti un po' stravolti. Questa mattina è arrivata la stroncata finale che nessuno si aspettava, stavano pensando tutti il meglio e invece è finita nel peggiore dei modi. Simone era un direttore che ha creduto sempre in me, che ha creduto sempre in tutta la squadra, in tutto lo staff, in tutta la famiglia Eurobrico, e non possiamo solo che essere tristi per questo momento e essere vicino alla famiglia che ha perso comunque un figlio. Il corpo di Simone Noal è stato rinvenuto alle 7:40 di questa mattina in fondo a un canale nella zona di Cima Venegia, nei pressi di Passo Valles. L'autovettura dell'uomo era stata trovata in quella zona ieri sera alle 23:15 e lì quindi si erano concentrate le ricerche, anche con l'ausilio di droni, effettuate dai carabinieri delle stazioni di Falcade e Agordo, insieme a squadre del soccorso alpino della Valbioi e di Falcade, della Guardia di Finanza di Passorolle e Primiero, dei Vigili del Fuoco di Trento. Dopo una giornata di ricerche, le stesse erano state interrotte in tarda nottata dopo un ultimo sorvolo alle 2:30 di un elicottero di Trento Emergenza per riprendere dopo qualche ora alle prime luci dell'alba. È stato allora che il corpo è stato individuato grazie alla ricognizione di Falco 2, il secondo elicottero del 118 in forza all'ULSS 1 Dolomiti. Cordoglio anche da parte dell'amministrazione comunale di Ponte nelle Alpi, dove Noal viveva. Il sindaco Eliana Levorato, che oggi per motivi professionali era fuori città, ci ha voluto esprimere il più sincero cordoglio per la sua scomparsa. Un altro tragico incidente di montagna è costato la vita a questo nostro concittadino, ci ha detto. Ci stringiamo al dolore dei familiari. Giornata molto triste, anzi direi di più, doppiamente triste, sia per la giovane età di Simone Noal, sia per le modalità, questa escursione, questo incidente in montagna. Montagna che a volte tradisce. Montagna che a volte tradisce, quest'anno purtroppo abbiamo avuto più episodi, ritengo comunque che Simone fosse amante della montagna perché nel nostro territorio abitava alle pendici del Nevigal, quindi doppiamente triste.
Una donna straniera scomparsa si troverebbe a Cogollo del Cengio, sulle pendici dell'altopiano di Asiago. Fitto mistero però sulle indagini che non escludono il caso di un rapimento internazionale. Sono in corso da questa mattina le ricerche di una donna che sarebbe scomparsa o nascosta lungo la vecchia strada del Costo. Si tratterebbe di un giallo internazionale, perché a dare l'allarme alla squadra mobile di Vicenza sono stati i colleghi spagnoli di Madrid, che affiancano il personale della Polizia Scientifica Berica, i vigili del fuoco e i cani molecolari. Il massimo riservo sull'indagine impedisce al momento di fornire dettagli precisi sull'accaduto. La donna, di origini americane, sarebbe scomparsa a Madrid il febbraio scorso, ma l'FBI avrebbe ricevuto la segnalazione per le ricerche nel Vicentino dal marito della donna, che è stato arrestato negli Stati Uniti per il presunto coinvolgimento di un possibile rapimento della donna. Al momento la strada del Costo è chiusa al traffico, rimanendo transennata in attesa di ulteriori sviluppi delle ricerche. Restiamo sulle montagne perché c'è stato un altro incidente sulle Pale di San Martino nel quale sono rimasti coinvolti 2 alpinisti vicentini. Sono ricoverati all'ospedale Santa Chiara di Trento 2 alpinisti vicentini rimasti feriti durante una scalata nel gruppo delle Pale di San Martino in provincia di Trento. Si tratta di una donna di 27 anni di Tezze sul Brenta e di un uomo di 32 anni di Marostica. I 2 erano al quinto tiro della via Spigolo Franceschini al Dente del Rifugio quando sono stati investiti da una scarica di sassi. L'allarme intorno alle 11 è stato lanciato proprio da uno dei 2 feriti e anche da una cordata vicina. Il soccorso alpino del Trentino è intervenuto in quota con l'elicottero. Su indicazione del medico è stata recuperata con il verricello prima la donna, che aveva diversi traumi ed era in condizioni più gravi rispetto al compagno di cordata. Portata al vicino rifugio Treviso, è stata presa in carico dall'equipe sanitaria. Poco dopo è stato recuperato anche l'uomo, che accusava invece un trauma facciale. Entrambi erano coscienti al momento del recupero. E a Lozzo di Cadore ha destato profonda commozione e cordoglio la notizia della morte di Luigi Baldovin, 80 anni, alpinista esperto e grande conoscitore della montagna, che ha scelto di concludere la sua vita terrena in una clinica in Svizzera, paese dove è consentita e legale la pratica dell'eutanasia. Le sue precarie condizioni di salute, che non gli avrebbero consentito di sopravvivere con dignità, l'avrebbero fatto decidere in piena autonomia di porre fine anzitempo alle sue sofferenze. Paesani ed amici hanno preso la notizia della morte di Baldovin, che viveva da solo e non era sposato, dalle epigrafe comparse ieri a Lozzo. Ora riposa in pace, si legge nel messaggio scritto dalla sorella e dai familiari, che hanno annunciato la dipartita del loro congiunto a cremazione avvenuta. Torniamo ora a parlare del lupo. Lungo l'asta del Piave cenano sotto il portico di casa. Il lupo arriva senza che nessuno se ne accorga ed azzanna il cagnolino di una famiglia portandolo via. È avvenuto ieri sera a Spresiano sulle Grave del Piave. Noi eravamo qui seduti con la mia famiglia che dovevamo mangiare, ci avevano appena portato le pizze, avevamo il cancello aperto ovviamente, il cane era qui vicino a me, seduto, tranquillo, e all'improvviso l'abbiamo sentito urlare perché è arrivato il lupo, l'ha preso per il collo e se l'è portato via. Pochi istanti e la cena in famiglia sotto il portico di casa si trasforma in un incubo. Il lupo, entrato senza che nessuno se ne accorgesse, azzanna il cagnolino Alvin e lo porta via. Tra i latrati disperati, il figlio maggiore cerca di inseguire il lupo, ma poi la famiglia, spaventatissima, si chiude in casa pensando che ormai non ci sia più nulla da fare per il cane, che invece poco dopo ricompare ferito alla porta e viene accolto in casa. Intanto il lupo si riaffaccia sul giardino. Abbiamo chiuso tutto, abbiamo portato via anche il mangiare pensando che ci potesse riprendere, e invece è rimasto fuori, ha fatto il giro, ha guardato, poi è andato via. Però andando via si è portato via un gatto, perché non mi è più tornato a casa e l'abbiamo comunque sentito piangere. L'ennesima apparizione del lupo, non si sa se sia sempre lo stesso o un nuovo esemplare più aggressivo di quello zoppo segnalato da settimane, è ancora sulle Grave del Piave, a Spresiano, sulla strada dei Murazzi, una via in mezzo alla campagna particolarmente amata da chi va a passeggiare o fare jogging nella natura. Dopo l'aggressione, i proprietari hanno chiamato i carabinieri ed il centro di recupero provinciale per segnalare l'accaduto. Il cagnolino, medicato dal veterinario, ora sta meglio, resta però la paura.
ma dopo a sangue freddo pensandoci, se qui ci fosse stato un bambino piccolo, il lupo non lo vedeva, lo portava via, aspettiamo cosa? Adesso stiamo iniziando veramente ad aver paura. Io ho 2 figli e hanno preso tanta paura. Aveva 45 anni e viveva senza fissa dimora in un'area boschiva tra Mortise e la zona Plebiscito a Padova. Un uomo trovato morto nel pomeriggio di oggi, erano circa le 15 quando un clochard che frequenta la stessa zona ha notato il suo corpo senza vita, facendo scattare l'allarme sul posto. I sanitari del SUEM e gli agenti della polizia con i tecnici della scientifica. Nessun segno di violenza è stato riscontrato sul cadavere. Secondo il racconto del compagno, da qualche giorno il 45enne originario dell'Est Europa non si sentiva bene, potrebbe quindi essere stato colto da malore. Fuggono all'Alt dei carabinieri e si sbarazzano in corsa della droga. È finito con 2 arresti e una denuncia il rocambolesco inseguimento avvenuto sulle strade della Bassa Padovana. Hanno intimato l'Alt a una Fiat Punto che è scappata a tutta velocità. È iniziato così 2 sere fa a Ospedaleto Euganeo un rocambolesco inseguimento lungo le strade della Bassa Padovana da parte dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Este. 3 le persone nell'auto che durante la corsa si sono liberate di 2 panetti di 1 etto ciascuno di hashish. Percorsi 17 km ed entrati nella provincia di Verona, per la precisione a Roveredo di Gua, il conducente ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Per 2 degli occupanti, cittadini marocchini di 35 e 19 anni, è scattato l'arresto. La terza persona, un marocchino 31enne, è stato denunciato. Ed ancora dal Padovano sono costretti a dormire nella loro sede gli alpini di Vigonza dopo i numerosi atti vandalici che hanno subito. Hanno sradicato con piedi porco la cassetta copri rubinetti dove scorre l'acqua calda e la fredda, l'hanno levata completamente senza tagliare il lucchetto, quindi sradicato con piedi porco, buttata per terra. Poi sono passati nel lato dietro la baita, la casa, hanno sradicato completamente questo ecco qua. Hanno tolto questo qua, levato, sradicato completamente, svitato con piedi porco, levato le viti e tagliato il lucchetto in questo caso. Poi con la cassetta dell'acqua che hanno tolto là, hanno cercato di sfondare il vetro, il doppio vetro qua. E tutto questo senza rubare niente, solo per il piacere di vandalizzare. C'è amarezza a Vigonza nella sede locale degli alpini per i continui attacchi vandalici subiti. Qualche giorno fa è stato vandalizzato anche il boccione con i tappi di plastica che sono poi stati seminati ovunque sul selciato, mentre la settimana prima è stato svuotato in una sala un estintore riempiendola di polvere antincendio. Da questa finestra l'hanno aperta, là c'era un estintore a polvere in questo angolo. Questa è una porta antipanico che si apre solamente dall'interno verso l'esterno. Sono entrati qua, hanno messo i sigilli del contatore, sono usciti e hanno lasciato che l'estintore faccia il suo dovere. Il limite è stato superato quando è stata strappata la bandiera italiana issata sul monumento ai caduti alpini. Un reato grave questo, vilipendio di bandiera, che prevede anche la reclusione fino a 2 anni. Oltre alla denuncia ai carabinieri, il gruppo ANA ha deciso una guardiania ogni notte, sperando che i vandali si ravvedano. Si è offerto un nostro socio alpino, Roberto, che è qua presente a me, che praticamente già da 2 giorni presenzia e fa la notte come guardiania fissa per la sagra. Quindi siete costretti a dormire dentro per proteggervi? Diciamo dentro, fuori, nella roulotte, nel carro mio. Sì. Il problema non è tanto poi di fare guardianie eccetera, il problema è di avere sempre il timore che arrivi qualcuno a far malanni, ecco, tutto là, perché se venisse qualcuno ad aiutare noi lo accettiamo ben volentieri, ma a far malanni non...
75 kg di carne sequestrati dalla polizia locale di Padova erano stipati all'interno di un furgoncino frigorifero dove non funzionava il sistema di raffrescamento e la temperatura interna era pari a quella esterna. Sporcizia, caldo e diversi chili di carne stipati all'interno e destinati a numerosi ristoranti. È stata davvero una brutta sorpresa quella che ha riservato agli agenti della polizia locale il controllo su strada in via Avanzo a Padova di un furgone isotermico con la sigla ATP che prevede il trasporto a temperature controllate condotto da un cittadino cinese di 40 anni. Nel furgone non funzionava la refrigerazione e la temperatura era pari a quella esterna. Negli scatoloni, tra verdura, arance e cipolle, c'erano 75 kg di carne lavorata privi di scontrino, di tracciabilità, contenuti in sacchetti di nylon. Secondo quanto riferito agli agenti dal conducente, la merce era stata acquistata per essere rivenduta ad alcuni ristoranti cinesi all you can eat di Padova. Avvisate le autorità sanitarie, i 75 kg di carne sono stati immediatamente sequestrati per essere poi smaltiti presso un centro di raccolta. In Veneto un anziano su 2 vive da solo, l'allarme è stato lanciato dallo SPCGL, bisogna attivarsi per trovare delle soluzioni, dice il sindacato. Si chiama solitudine e per tanti anziani rappresenta uno dei problemi più rilevanti della quotidianità. Quasi il 50% degli anziani over 75 vive in Veneto da solo. I dati sono stati raccolti dalla SPCGL che lancia l'allarme. Parliamo di 300.000 persone che, soprattutto in queste settimane, rischiano di perdere i propri punti di riferimento, sia nelle città che si svuotano, sia nelle zone più isolate dove la solitudine è ancor più marcata durante tutto l'anno. Persone fragili, indifese, che fra l'altro rischiano di finire nel mirino di truffatori o ladri. I dati, provincia per provincia, sono sconfortanti. La situazione peggiore è quella di Belluno con il 51,48% di anziani soli, seguita da Rovigo con il 50,81%. Le province anche più piccole, ma sono anche le province che hanno le persone più anziane, anche con età più anziana e tra l'altro che vivono in territori dove possiamo dire sono praticamente al di là dei capoluoghi tutte aree interne, quindi anche spesso sprovviste da servizi di prossimità. Non va meglio comunque nelle altre province, dove più o meno si attestano tutte tra il 47 e il 48%, un fenomeno che si accentua maggiormente durante l'estate e le festività come il Natale, anche se, dice, si tratta di una problematica che sta diventando sempre più quotidianità. Per alcuni anziani diventa impossibile andare a fare la spesa, continua Nicoletta Biancardi, perché il negozio sotto casa è chiuso. Può essere un'impresa anche recuperare i medicinali, per questo riteniamo necessario prevedere servizi a domicilio, ma anche trasporti dedicati a chi non può muoversi in macchina o con altri mezzi. Insomma, bisogna trovare delle soluzioni. Noi appunto con i nostri strumenti, ma assieme anche alle altre organizzazioni sindacali, quindi non lo facciamo solo da soli, ci muoviamo su più fronti, appunto quello della contrattazione sociale e territoriale che facciamo con i comuni, con tutti i comuni del Veneto, ma anche con la Regione Veneto, ma anche collaborando appunto con le associazioni di volontariato e culturali. Quindi cerchiamo di naturalmente innanzitutto di capire quali sono le problematiche, poi agire per trovare anche delle risposte concrete. Non solo, ma diventa fondamentale stimolare una sorveglianza di vicinato, invitando le persone più giovani a relazionarsi con gli anziani soli che abitano nello stesso condominio o nella stessa via. Di solitudine, termina, si può morire. Ed ora la politica, continuano le fibrillazioni nella Lega per il partito che sta per nascere attorno al generale Vannacci. Ieri sera a Focus l'attacco del consigliere regionale Marzio Favero. Vuol farsi il partito, se lo faccia, anzi ci fa una cortesia, ci saluta e credo che Salvini possa trovare di meglio. Francamente non mi importa nulla di quello che può fare Vannacci. Per me è stato un espediente utilizzato da Salvini per recuperare e rastremare su qualche voto che poteva servire alla Lega per tener botta in un momento di crisi, ma non ci vedo nulla di organico fra le posizioni
del generale Vannacci e quelle che la Lega interpreta da oltre 30 anni. Il fascio di idee che dovrebbe stare alla base dei movimenti politici si è dissociato e quindi ci sono spazi anche per gli avventurieri tipo Vannacci. L'ala della Lega che il generale Roberto Vannacci non lo vuole sentire nemmeno nominare è ben rappresentata da Marzio Favero, uno di quelli che lo definisce un avventuriero della politica e che sul palco di Pontida il 6 ottobre non lo vede certo bene come ospite. Ma tant'è, Salvini è stato chiaro. Sul prato di Pontida ci sarà Roberto Vannacci, ci saranno i governatori della Lega, ci saranno i ministri della Lega e ci sarà Roberto Vannacci con la Lega, non con altri o con altri partiti. Peccato che il movimento Il Mondo al Contrario sia ormai pronto a diventare un partito, come confermato dai coordinatori territoriali, e che forte di un bacino potenziale di 72.000 voti, tanti quanti ne ha raccolto Vannacci alle europee soltanto in Veneto, stia allargando il suo sguardo. Si parla di strizzate d'occhio di Stefano Valdegamberi, consigliere regionale del centrodestra, o di ex parlamentari leghisti come Vito Comencini. E molti sono già pronti a registrare l'imbarazzo dei leghisti veneti e del governatore Zaia quando dovranno trovarsi fianco a fianco con il generale davanti al popolo del Carroccio proprio a Pontida, visti i trascorsi non idilliaci di questi mesi. Per un veterano come Favero il problema è chiaro: l'ideologia alla base di Vannacci e del suo movimento è incompatibile con il partito fondato da Bossi. Il concetto di sovranità è un ferro vecchio, quindi Vannacci nel momento in cui richiama un'idea della nazione univocista, perché la sua polemica con la Enogu si lega a questa visione francamente stantia e ridicola che per essere italiani bisogna avere un certo colore della pelle. Il generale Vannacci che pensa che ci sia una patria da difendere quando la patria che dovremmo difendere si chiama Europa e forse mondo intero. E dovremmo difenderla contro tutti quei maledetti maniaci dei nazionalismi che ci hanno riportato a vivere una nuova guerra sul suolo europeo. Il sovranismo stesso è per noi forse un espediente, o lo è stato, per avere degli interlocutori a livello europeo, ma non può essere una soluzione organica per un movimento che è post-sovranista. Perché qualunque partito federalista non può che ritenere superato il concetto di sovranità nazionale. E Favero lancia una stoccata anche a sinistra e centrosinistra come artefici involontari della creazione del personaggio Vannacci. Se qualcheduno a sinistra non avesse gridato al lupo quando Vannacci ha mandato fuori il suo libro, francamente di scarso interesse, probabilmente oggi non staremmo parlando del fenomeno Vannacci. Una messa al capitello di Riogere alle 16 e poi alle 20:30 nella Sala della Cultura del Comune di Cortina la proiezione del film Marmolada 3 luglio 2022, così la direzione generale dell'ULSS Dolomiti con il soccorso alpino veneto e la parrocchia di Cortina domani commemoreranno i 15 anni della tragedia di Falco nella quale persero la vita 4 componenti dell'equipaggio dell'elicottero del Suem 118. 15 anni sono passati da quel pomeriggio del 22 agosto, era un sabato e come accade sulle Dolomiti in estate, l'elicottero del Suem 118 di Pieve di Cadore stava svolgendo la sua generosa e appassionata attività di soccorso. L'ultima missione, un volo di ricognizione sopra Riogere alle pendici del Monte Cristallo. C'era stato un forte temporale che aveva causato uno smottamento e si temeva per l'incolumità degli escursionisti che solitamente affollano quella zona. Dalla piazzola del Codivilla di Cortina, Falco decollò alle 14:32 per dirigersi nella zona di Riogere. Gli ultimi contatti via radio vennero intrattenuti per poco meno di una mezz'ora. Poi fu un escursionista che si trovava poco distante a chiamare il 118 per riferire di avere sentito il rumore di un elicottero, poi un tonfo forte. Si saprà in seguito che la 109, l'elicottero in servizio per conto del Suem 118 di Pieve di Cadore, precipitò dopo aver impattato i cavi di una linea di media tensione. Nel terribile incidente persero la vita il tecnico di elisoccorso Stefano Da Forno, il pilota Dario De Felip, il medico anestesista Fabrizio Spaziani e il tecnico aeronautico del soccorso alpino Marco Zago. I loro nomi sono rimasti scolpiti per sempre sulla roccia delle nostre montagne, scrive il presidente della Regione Veneto, che dopo 15 anni sottolinea ancora una volta la necessità di varare una chiara norma nazionale sugli ostacoli al volo anche in territorio montano. E ora, aggiunge Luca Zaia, anche i droni sono incognite al lavoro dei professionisti del soccorso che aggiungono
pericoli a pericoli, mentre la sicurezza nasce dalla consapevolezza del singolo. È un atto di civiltà che deve essere alla base di tutta la società. Una santa messa alle 16 al Capitello di Rio Gere, poi a Cortina alle 20:30 nella Sala Comunale della Cultura la proiezione del film sulla tragedia della Marmolada. Così il 22 agosto l'ULSS Dolomiti con il Soccorso Alpino Veneto e la parrocchia di Cortina commemoreranno Stefano, Dario, Fabrizio e Marco, angeli in terra e in cielo, e si stringeranno alle loro famiglie, cui giungerà l'abbraccio di tutta la comunità che da decenni attende un segnale deciso dallo Stato perché tragedie come quella di 15 anni fa non accadano mai più. A Verona, ora dove tutto è pronto per accogliere i quasi 20.000 partecipanti al grande appuntamento di AGESCI, l'Associazione Guide Scout Cattolici Italiani, momento conclusivo della Route Nazionale 2024, un incontro, i primi arrivi già oggi, che avviene nel 50° anniversario della fondazione dell'AGESCI nel 1974 e che ha al centro il tema della felicità. La 4 giorni in programma da domani fino alla mattina di domenica 25 agosto coinvolgerà i capi scout in incontri e confronti che si terranno a Villa Buri venerdì e sabato. Domani sera l'evento con Gianni Morandi, Joe Evan, Roberto Mercadini e Camilla Filippi. Sabato lo spettacolo conclusivo con tra gli altri Roberto Vecchioni. Domenica infine la messa celebrata dal cardinale Zuppi, presidente della CEI, con la partecipazione del vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Ed era questa l'ultima notizia per l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci.